Uno dei ricordi più belli è quando nel Portogallo del 1980 con Marco Allen ha perso la ruota e io e un altro ragazzo eravamo fuori dall'assistenza, che lui è riuscito ad arrivare e siamo riusciti a mettergli completamente la sospensione completa anteriore destra, e poi ha fatto un trasferimento solo con 3 freni perché c'era un tubo che era lesionato e non si poteva sostituire dove eravamo noi, e dopodiché era precipitato al 60° posto. Era l'inizio del rally del Portogallo molto lungo, a fine rally è riuscito anche a vincerlo, causa anche il ritiro di Micola con l'Audi 4 che aveva rotto il motore, però era già risalito fino al 2° posto. Questo è stato uno degli episodi che sicuramente mi ha dato più animo a fare il lavoro che io ho sempre amato.